Allora, prego Cristian Ferrari, vi ho tolto la parola, un po' quando avevo accennato anche al discorso dei molto voucher. Semplicemente, esatto, perché l'unica cosa che è esplosa tra l'altro è l'utilizzo di questo strumento che sono i voucher, sul quale poi, se posso, dirò anche qualcosa di più approfondito, ma riprendendo il discorso sulla disoccupazione giovanile, che è la vera grande emergenza nazionale. Questa cosa qui, insomma, un paese non può guardare al futuro e non costruire una prospettiva di lavoro, di inclusione, di coesione per le giovani generazioni. Manca esattamente questo punto. Allora, la riforma Fornero va modificata perché è socialmente insostenibile, ripeto, non solo per chi oggi lavora e vuole andare in pensione prima, ma soprattutto per le giovani generazioni che hanno visto completamente chiudersi le porte di un mercato del lavoro che non aumenta. Se tu blocchi la sostituzione e il turnover, penalizzi esattamente questi ragazzi. Secondo, perché bisogna dare una prospettiva previdenziale a sti giovani qui, che hanno già oggi un mondo del lavoro in cui sono sfruttati, svalorizzati, sottopagati, discontinui, non versano i contributi nella diciamo così, consistenza sufficiente e necessaria per garantirsi una prospettiva previdenziale, e quindi, oltre a vivere una condizione di grande difficoltà nel mondo del lavoro oggi, saranno condannati, in assenza di interventi, ad avere anche una prospettiva di assenza di un minimo di pensione quando raggiungeranno l'età della loro anzianità. Terzo punto, la pubblica amministrazione, che è anche lavoro, sono 3 milioni e mezzo di lavoratori. È da 10 anni che noi abbiamo completamente bloccato il turnover. Noi ci troviamo una pubblica amministrazione che viaggia in una media d'età che raggiunge i 55-56 anni, in tutti i settori, in tutti i comparti. Da una parte mi viene da ridere quando sento innoviamo e modernizziamo la pubblica amministrazione. Con i cinquantenni, con i sessantenni, con tutto il rispetto, non fai la pubblica amministrazione 2.0, 3.0 o quello che è. Soprattutto blocchi anche qui una possibile canale di occupazione per tanti giovani. Quanto avremmo bisogno nelle nostre amministrazioni pubbliche dei ventenni, dei trentenni, dei quarantenni che non ci sono più, giovani, laureati. Noi stiamo sprecando un capitale umano e quello sarebbe un primo canale per dare una risposta. Terza questione più generale, vanno cambiate le politiche economiche. Io sono assolutamente d'accordo con il Presidente quando diceva prima, preferisco il Job Act, quello originale di Obama, a quello nostrano. Perché? Perché erano politiche industriali, erano piano di investimenti pubblici, erano obiettivi di innovazione, di settore. Esempio classico, FCA, Fiat, Chrysler. Qua osanniamo Marchionne, ma faccio sommessamente presente che tutta l'operazione si è potuta fare grazie a qualcosa come 800 milioni di dollari 800 miliardi di dollari di politiche industriali che Obama ha messo in campo proprio per riorientare e innovare un settore strategico della sua economia e della sua industria, che era l'industria automobilistica, salvandola e a quel punto dopo facendosi anche restituire i soldi, perché questa è stata l'operazione. Quindi serve un'altra politica di sviluppo. Non si può continuare a lasciare tutto al mercato, perché il mercato è fermo, non si può pensare di delegare tutto a un sistema delle imprese che è in difficoltà di per sé. Lo Stato, nel senso più positivo del termine, una politica industriale va fatta e soprattutto va incentrata con un piano occupazionale per i giovani. Ripeto, se quei 20 miliardi che abbiamo buttato via senza produrre niente, dandole alle imprese più decotte e meno produttive, perché questo è stato alla fine della fiera, li avessimo usati per modernizzare il nostro sistema industriale attraverso un piano di investimenti anche pubblici mirato a creare lavoro per i giovani, avremmo fatto davvero una scelta importante e oggi probabilmente staremo qui a commentare degli altri dati. Questo che serve, una grande svolta di politica economica. Assolutamente, è arrivato un messaggio, purtroppo parlate senza conoscere la realtà, sono in mobilità da 8 mesi e ho 48 anni, l'unico numero che in crescita non l'occupazione ma la mia età. Filippo da Padova. Sì, diciamo la stessa cosa. No, io il 30 sabato mattina sono a Bassano nella scuola, che sai che io sono anche un professore, in aspettativa perché non riesco, però mi hanno chiamato e gli ho chiesto ai ragazzi, un'assemblea di istituto, ma erano 1000 ragazzi, io ho chiesto ma qual è l'argomento ragazzi? E mi ha detto professore devi cercare, non ho portato la mail, mi ha scritto dobbiamo cercare di far capire ai ragazzi che vale la pena studiare perché ci sono delle prospettive. Guardate che mi ha fatto venire i brividi questa mail.
Mi ha fatto venire i brividi, perché significa che i ragazzi sono demotivati allo studio perché non vedono un loro futuro. Insomma, è una cosa veramente difficile, cioè drammatica questa, no? Quindi non so il 30 cosa sarò in grado di dire a sti ragazzi, ecco. Adesso vediamo un attimo, leggo secondo questo: comunque Renzi bravissimo, riesce a fare demagogia con estrema disinvoltura e il popolo bue lo ascolta senza neanche verificare. Viva l'Italia. Io prima sentivo il segretario, non posso che essere d'accordo sul discorso degli investimenti. 3.500 miliardi nel 2015, qualcuno ha detto, sono stati investiti in Italia. Il titolone di giornali: sono tornati gli investimenti stranieri. Questi sono stati i titoloni. Poi vai a vedere questi 3.500 miliardi, cosa sono? Acquisizioni. Sì. Sono gente che compra il nostro know-how, compra il nostro Made in Italy, perché poi tiene un anno, perché shopping magari a prezzi di saldo. Prezzi di saldo, esatto. Ma per poi delocalizzare, cioè ti tiene, perché magari vincola e mantieni l'azienda almeno per un anno nel territorio, tanto poi delocalizzano. E poi andando a investire. Allora è questo l'investimento, e questi sono il richiamo degli investimenti stranieri. Che va via la Ducati, è andato via Valentino, è andato via tutti, c'è più tra 400 e 700 e passa aziende importanti. Quindi quello che a me fa paura un po', non è un termine che uso spesso, anzi non lo uso mai, fa paura è che noi ci stiamo impoverendo del nostro know-how, non tanto, per quanto drammatico possa essere, il fatto di perdere diciamo il posto di lavoro. È il famoso Made in Italy di cui si diceva, certo. E si è sempre detto, sempre palesato che invece così se ne va. Che peraltro è all'estero, è stato sempre, quando si è all'estero, è quello che ci viene riconosciuto, no? Come... questo un po' mi preoccupa un pochino sta cosa. Quindi 3.500 miliardi di investimenti shopping. No, sono stato shopping, stiamo dismettendo pezzo dopo pezzo il nostro patrimonio industriale, questa è la realtà, dal cemento alla chimica, agli elettrodomestici, all'innovazione. Cioè abbiamo, tra l'altro senza neanche un criterio tra virgolette di reciprocità, non è che vengono a comprare gli stranieri qui in Italia ma noi facciamo la stessa cosa all'estero, è unidirezionale. Questo vuol dire perdere esattamente competenza, storia, capacità, know-how, professionalità, ma anche realtà produttive che evidentemente se sono in mano, io ovviamente non ho un pregiudizio legato alla nazionalità, però capite bene che un grande paese industriale deve avere le leve del suo apparato industriale, non è che può dipendere dalle scelte di una multinazionale che viaggia e vive in un contesto totalmente diverso e che ha un interesse relativo alla tua realtà territoriale, se non quello di fare giustamente profitti nel mercato che trova lì. Quindi c'è anche questo aspetto qui che effettivamente viene molto spesso equivocato. Gli investimenti all'estero dall'estero sono una cosa, la svendita del nostro patrimonio industriale purtroppo sono tutt'altro e anche questo sta pesando molto. Io penso anche ad esempio qui a Padova abbiamo avuto delle situazioni in cui multinazionali a un certo punto, senza neanche tanti problemi, senza neanche tanti vincoli, neanche di responsabilità sociale perché sono totalmente in un altro continente, fanno delle scelte con pesantissime ricadute da un punto di vista occupazionale e sociale in questi territori e le fanno senza tante storie e a quel punto lì tu misuri anche l'incapacità del sistema Italia di poter difendere anche il proprio apparato produttivo. A questo va aggiunto, io per esempio come imprenditore... Un attimo il messaggio, perché se un artigiano a metà strada si ammala dopo aver pagato 30 anni di tasse, lo Stato cosa fa? Cosa dà? Fa la fame, come è successo a me. Il primo messaggio che tra poco alla festa dei lavoratori vabbè, non può lavorare, non lavora da 297 giorni. Io adesso in questi giorni come impresa sto pagando giustamente le mie tasse come azienda, come persona fisica. Mi accorgo di pagare tante tasse, mi accorgo di pagare tanto. L'altro giorno ho pensato, Madonna, ma io nel mio piccolo pago tanto. Tutta la gente che lavora, tutte le imprese in Italia, vuol dire che noi produciamo tanto, che allo Stato noi diamo tanto. Assolutamente sì. Ma anche il singolo privato briciolino. Mi è venuto in mente quando gli hanno fatto l'intervista a Cottarelli, che doveva fare la Spring Review, e gli hanno detto, ma lei... quando se dovesse raccontare ai suoi figli un aneddoto di quello che ha visto per quanto riguarda i costi dello Stato,
cosa racconterebbe? Lui ha detto, racconto questo, che non si può togliere la macchina blu all'ufficiale dell'esercito, all'ufficiale, perché porti il cappello, perché l'ufficiale dal regolamento non può portare l'ombrello. Lui la raccontava come una barzelletta. In pratica non si può togliere la macchina blu agli altri perché il militare non può andare in giro con l'ombrello. Infatti i militari in giro con l'ombrello non ne vedi. Allora perché il regolamento prevede questo? Allora voglio dire, allora è questa la serietà? Oppure, che adesso è stato impugnato questa cosa, nel 2018 doveva esserci una riduzione dello stipendio del barbiere o dell'usciere della Camera del Senato da 124.000 a 90.000. Caspita, è stato impugnato di recente, adesso non so da che cosa all'interno, quindi non so se andrà in porto. Quindi allora cosa voglio dire? Voglio dire che da un lato dobbiamo pensare allo sviluppo, dall'altro dobbiamo pensare a cercare di ottimizzare un po' le risorse, perché ci sono delle sacche di privilegio obiettivamente, non mi riferisco solamente agli 80.000 euro di pensione che prende qualcuno, cioè 80.000 euro, è difficile anche spenderli 80.000 euro. Infatti non li spendono e non entrano in circolo perché vanno tutto il risparmio in conti bancari. Politica di sviluppo. Esatto. Perché deve esserci non investimenti a piogge elettorali, ma anche una bella dose di riduzione e ottimizzazione dei costi dello Stato. E li tocchiamo gli intoccabili, che come sempre non possono essere presi in considerazione, se lo fanno comunque ricorso e riescono in ogni caso ad averla vinta. Andiamo in pubblicità rapidissimi e poi chiudiamo anche, prendiamo anche in mano la situazione dei voucher che molti di voi ci hanno sollecitato e che inquieta un'altra parte dei cittadini. Leggiamo i vostri messaggi, grazie.